Sculture moderne e artisti al lavoro, il tutto nella splendida cornice del Parco del Mare di Lignano Pineta in provincia di Udine. Fino al 16 giugno sarà infatti possibile, dopo una giornata di sole e mare, immergersi nella suggestiva atmosfera di 3 maestri creativi all'opera. I 3 artisti stanno realizzando le loro figure nell'ambito del secondo simposio internazionale della scultura. Obiettivo dell'iniziativa è quello di inserire un messaggio culturale nello scenario ambientale della costa friulana. Protagonista assoluta di quest'anno, dopo gli artisti, la pietra della cava romana di Aurisina. L'idea è quella di trasformare una risorsa ambientale anche in una risorsa culturale, perché è difficile camminare per il parco che è proprio dietro la spiaggia senza imbattersi in una di queste opere e riflettere sul suo significato e pensare appunto a che cosa può significare. Le opere, che andranno a fare compagnia alle numerose realizzazioni di alcuni tra i più importanti artisti nello scenario internazionale, verranno realizzate dal rumeno Dimitri Ion Serban, dalla tedesca Adriana Rupp e dal friulano Nico Colle. Qui c'è aria, c'è acqua, c'è terra, c'è legno, c'è ferro, c'è pietra e credo che sia un notevole arricchimento per quanto riguarda la cultura in senso lato, ma anche la vita proprio come espressione di vivere dentro le cose, vivere le cose dal di dentro e non solo in maniera superficiale. Solo 2 settimane e i freddi blocchi di pietra della cava romana di Aurisina hanno preso forma nella splendida cornice del Parco del Mare di Lignano Pineta. A pochi passi dal mare, immersi nel verde, i 3 scultori, Dumitru Ion Sherban, Adriana Rupp e Nico Colle, hanno realizzato le loro opere nell'ambito del secondo simposio internazionale di scultura, evento che sta diventando per Lignano un importante tassello da aggiungere ai numerosi appuntamenti che animeranno l'estate 2002. Dal vivo, sotto gli occhi dei numerosi turisti che già affollano la nota località balneare friulana, i 3 artisti hanno modellato la pietra, materiale sempre vivo, eterno e docile a piegarsi alla vena creativa di ogni espressione artistica. Le 3 nuove opere vanno ad arricchire il già folto gruppo di opere collocate nel Parco del Mare di Lignano Pineta. Le 3 opere sono degli scultori Dimitri Ion Sherban, rumeno, di Adriana Rupp da Berlino, Germania, e di Nico Colle di Ronchis, che si vanno ad aggiungere ad altre sculture scolpite l'anno scorso su pietra piasentina e a delle sculture di Luciano Ceschia, di Simone Benetton e di Sonia Espejo Arce, una scultrice spagnola. Il parco è quindi diventato una risorsa culturale piena appunto di queste opere in mezzo alla pineta e ha suscitato la curiosità di tanti turisti, tanti passanti che si sono fermati a parlare con gli scultori vedendo pian piano trasformarsi i blocchi di pietra in opere. Centrato in pieno l'obiettivo degli organizzatori che con questi simposi internazionali di scultura, oltre ad arricchire l'arredo urbano ed artistico della città, vanno a soddisfare la crescente domanda di cultura dei turisti espressa in queste ultime stagioni.